questo benedetto urologo mi ha dato un Ah no, questo non lo posso spostare, ma lo sposto così, mi metto così, va bene, sì, e no, vaffanculo. Allora, vengo qui, ma poi da qui. L'urologo mi ha dato un prodotto, una come si chiama? Un medicamento, un farmaco che si chiama Ben-Hur. Cosa avreste pensato voi? Ti danno il Ben-Hur, pensi subito, no? Al film Il Colossal americano, quello con Charlton Heston. Charlton Heston, quello filo armamenti, come si chiama? Quel guerrafondaio di Charlton, però era un bravo attore. Quello della corsa delle bighe, no? Mi sono subito ringalluzzito, cazzo. Sono entrato in farmacia, vorrei il Ben-Hur! Ale! E vai con la prostata! Mi danno la scatola, guardo, Ben-Hur non è scritto come pensavo io, Ben-H-Ur, no? È scritto Ben.Ur, senza H. E sta, vediamo se indovinate, sta Ben-Hur. È una forma contratta, sta per Ben-Hur, urino bene. Ora, lo fanno apposta per ridere delle nostre magagne, cazzo. Non lo so, chiamamela alla medicina, Zampilletto Allegro, no? Fontanella dorata. Come fai ad andare in farmacia? Buongiorno, volevo l'urino ben. Sì? Il cago presto lo prende? Mi dia anche quello, ah! Sì, mi fa un pacco dono. E per un compleanno di un amico. Non mi piace regalare agli amici il cago presto, sono fatti miei. C'è un prodotto per l'igiene intima che si chiama Anonet. Vediamo se indovinate a cosa serve. No, lo fanno apposta, dai. Anonet, non c'entra con internet, Anonet. Come fai ad andare in farmacia? Volevo l'Anonet. Mi dispiace signore, l'Anonet è terminato. Se vuole c'è il Lustracool. Prodotto molto efficace, guardi, lo uso anche io, guardi un po'. Complimenti. Ci vogliono gli occhiali da sole a guardare. L'Anonet. Lo fanno apposta per ridere delle nostre sciagure. In farmacia ci sono dei prodotti che sono più imbarazzanti di altri. La pomata per le emorroidi. Ora mi direte che cosa c'è di male avere le emorroidi? Nulla, però è imbarazzante. Ha voglia di dire non è per me, è per il nonno. Non ci crede nessuno. Lo so, ora voi mi direte, ma in farmacia c'è la striscia della privacy, qui, attendere qui, te vai avanti, nessuno ti sente, sì, ma si sa come siamo fatti noi italiani, siamo gente curiosa. Si va lì sulla striscia della privacy e pian pianino... mi si è slacciata una scarpa. Si fa la cordata, tieni. Scusi, può parlare più forte, non si capisce bene cosa sta ordinando qui dietro. C'è gente che va in farmacia solo per ascoltare i cazzi degli altri. Vabbè, fa la fila, arrivato in fondo, prego, desidera, no, io sono qui per ascoltare, e si rimette in fila. E quando invece sta a te, che sei lì, con la tua ricettina o meno, sì, volevo una pomata per le... Signora, cosa fa lì in ginocchio sui blocchi di partenza? Cosa fa lì piegata? Dove deve andare? A fare da 100 metri ostacoli? Signora, stia al suo posto, glielo dico dopo io cosa ho ordinato, va bene? Qui sulla striscia della privacy. Scusi, la signora è curiosa, volevo una pomata per le... E di nuovo lei, signora! Stavo ordinando una pomata per le mosche. Va bene, mi piace dare la pomata alle mosche. Pago, saranno cazzi miei oppure no? La pomata per le emorroidi, magari trovi come si dice, il farmacista delicato, garbato, che capisce l'imbarazzo. Sì, certo signore, gliela prendo subito, attenda un secondo. Si allontana, apre un cassetto e da 10 metri ti fa: come ce l'ha le emorroidi, esterne o interne? A dire la verità, dottore, non ci ho guardato stamattina. Sia gentile, mi ci dia un'occhiatina lei, dai, su. Signora, lei che è così curiosa, faccia come fosse a casa sua, s'accomodi. E allora, la curiosità, lo so.